Amici di Scratch, siamo in partenza per Ogheride per seguire i campionati del mondo, volo Treviso-Charleroi, con tanti amici che andremo a scoprire poi man mano. Ciao Nicola! Sei qua in aereo per Giulio? Certo, emozionata. Ciao Argesi. Opla! Argesi è stato un viaggio abbastanza movimentato. Anche gli amici della Caprivesi Argesi! Saluta Argesi! Ciao Argesi, cambia la camicia però! Gruppo Italia ai mondiali di Ogheride! Great Italian Television! Great Italian Television. Coppa di bette? Ik kan een beetje naar ons vragen. Zo, ik vind het niet zo. Geen probleem. Ciao Fausto, ciao Eva! Vaso tua mamma, il Brisa Canario, Hi Meredith! Anca! Gioele Bertolini, insomma, una vigilia da primo anno Under 23, come ti pare il percorso del mondiale? È molto duro, ci sono dei pezzi fangosi, domani chiamano pioggia, quindi stiamo a vedere come sarà, cambierà totalmente sicuramente per domenica, però stiamo a vedere un po' il tempo cosa ci riserverà. Elena Valentini, allora Elena, 4-5 anni fa eri venuta qui come spettatrice, quest'anno giustamente qui come atleta. Come ti pare il percorso anche te, questa esperienza al mondiale? 4 anni fa ero venuta qua sognando la maglia azzurra, quest'anno sono qui a difendere i colori dell'Italia a questo mondiale. Il percorso oggi è molto veloce, molto bello, però domani danno pioggia, quindi sicuramente le carte cambieranno, noi daremo tutto lo stesso e speriamo di fare un bel mondiale. Un mondiale sofferto e tuo fratello è rimasto a casa e tu invece sei qua. Sì, purtroppo è andata così, però va bene, dai, siamo qua, la gamba c'è, la testa anche, il percorso è molto bello, c'ha tratti veloci e tratti tecnici, bello, un bel percorso, proviamo a fare bene. Vuoi salutare gli amici di Scratch che ci guardano da casa? Ciao a tutti. Bravo Matteo, tu fai le cose, le immagini e io faccio... Dai, beh, sorrido delle fe! Saluta gli amici di Saluta Argesi! Ciao Nicolà! Stai bene in Italia? Non Franzoi? Fa tanto a fare Argesi. Koud, heel vlak hier, dus geen enkele boom te bespeuren. Iets meer de wind, doe handschoenen aan, een onderlijfje met lange mouwen en dan ben je vertrokken en dan kunnen we wel eens dragen. Dus het ergste wat er voor een veldrijder eigenlijk kan gebeuren. Koud is niet erg, maar als er nat bij de pas komt, dat is een droevig verhaal. Stenik Stiba. Maar hij is wel heel sterk. Serieuze papieren vandaag. Stenik Stiba. Dus ik kreeg bijna heel content. Ik was eigenlijk heel slecht. Ik had heel slecht bijna.
Michel Wuits. Hij werd het gewaar, hè, dus er was kak aan de knikker, hè, dus we kunnen niet zeggen ik raak veilig beneden. Stenik Stibar. We hebben op de ploegtraining al 3 uurtjes in de regen en de kou getraind. En ja, dat was het slechtste wat ik kan doen. En, Als het de mijne moest zijn, zou ik nu heel trots zijn dat hem zo zijn ferm tot af gehad heeft. Dat hij dus minder weet van wat de wind komt. Is die fiets die wel helemaal in orde draait met af? Half zijn gat gejuist natuurlijk, hè. Dat kan niet anders. Hè. Hoe noem je dat? Half zijn gat natuurlijk. Hè. In de modder. In het zand. Normaal gezien is deze echt mijn parcours niet. Maar de conditie is goed, dus ik ga het wel proberen. Kevin Pauwels. Ja, het is niet dat met in zijn thuisland is dat wij moeten winnen, maar de sterkste moet maar winnen. Stenik Stibar. Als je daar op die bal moest knallen, dus je zou gelijk als dat teken eraan gestoken worden. Dus. Stenik Stibar. Hij werd het gewaar, hè, dus er was... Grande Eva! Sì! Sì! Ale! Grande! Grande Eva! Grande! 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 Sì! Sì! Forza Italia, Eva Lichter. En de winnares van het mondiale goud, Marianne Vos, Nederland. Grande Manuel, grande! Bravo! Ale Moreno, dai! Bravo Moreno, bravo! Dai Giulio! Dai, fai un lato stesso, dai, a tutta! Manuel Todoro, un garone veramente, 11° posto, ma guarda, come fosse una vittoria. Sì, diciamo che a inizio gara sono partito davvero bene perché alla fine ero lì in terza posizione e andavo davvero bene, poi purtroppo non so perché sono calato e sono passato dietro, avevo lì il decimo, però all'ultimo giro, a metà giro, alla fine ho presentato una transenna, mi sono ribaltato e non ho potuto prenderlo. Comunque sono più che soddisfatto perché alla fine la condizione c'era, era buona, sono arrivato in una giusta condizione e sono contento di ciò che ho fatto. Insomma, segno che gli italiani ci sono anche nel ciclocross, no? Sì, beh, decisamente so che non bisogna mollare perché alla fine anche noi italiani io la penso che alla fine siamo tutti umani, non c'è nessuno che è un superuomo o ha dei superpoteri, quindi siamo tutti sullo stesso livello. Quindi anche noi italiani possiamo dire la nostra parte, possiamo difenderci e sono convinto di questo e avrei potuto dimostrarlo oggi, ma credo di averlo dimostrato perché alla fine sono andato abbastanza bene e niente, sono contento. Eva,
Allora, una medaglia, un bellissimo argento, ci hai creduto fino alla fine. Sì, sono molto contenta e sapevo che devo spingere fino alla fine perché nel ciclocross può succedere di tutto e ero sicurissima solo quando sono passata sotto l'arrivo, ma comunque sono contentissima ed è stata anche la prima medaglia in storia dell'Italia che nella categoria donna ci mancava proprio una medaglia, per quello sono molto contenta che sono la prima a vincere quella. Fino a metà gara, insomma, i primi giri lì con la Vos, insomma, che effetto ti ha fatto e dove vedi che puoi migliorare nei prossimi anni, insomma? Ho cercato di tenere la sua ruota, ma comunque non è stato facile, ma vedevo che anche lei faceva dei errori, per quello si vede che anche lei è solo umana e posso migliorare comunque ancora e l'anno prossimo sicuramente ci sarò anche, cerco di stare là di nuovo. A questo punto vorrei ringraziare a tutta la nazionale italiana, specialmente a Fausto Scotti e a Luigi Belli, che hanno sempre creduto in me e hanno fatto di tutto che sono arrivato a questo podio, e in più vorrei ringraziare anche all'esercito che è sempre dietro di me, perché senza di loro mi sa che non avrei tenuto questo podio. Paolo, saluta Argesi! Ciao Nicola, ciao! La gente in fila per entrare, impressionante, continua ad arrivare gente, un fiume di gente, 50.000 persone circa, stimate oggi. Eccolo qua, mondiali ciclocross, ultimo giorno. What you say, man? Don't speak my mother tongue, cause I got my own style, you got your own style. So, listen, I got my own style, you got your own style. Poussière tous les deux, poussière tous les destins, poussière tous les deux, poussière tous les deux. It's just the team, no destiny. We are close to them, we are close to them. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are close to them, we are close to them. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are close to them, we are close to them. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are close to them, we are close to them. Like an old time, like an old time, like an old time Fausto, prima medaglia storica di questo ciclocross rosa, una medaglia sofferta, però insomma chi era qui può dire io c'ero, è un momento storico insomma per il ciclocross femminile e soprattutto appunto per le donne. Le donne ci ha sempre creduto dall'inizio abbiamo fatto grande battaglia per ottenere quello che abbiamo ottenuto, grandi stage, ritiri con numeri di donne molto alto. E oggi fortunatamente siamo riusciti a far vedere al mondo intero che ci siamo. Siamo la prima nazione con più praticanti donne femminili, la Eva ha dimostrato di essere in gran forma oggi, ma un merito lo voglio dare anche alle piccoline, la Zuffi che ha fatto una grande gara, la Elena Valentini che tutta la stagione di cross ha vinto anche il Giro di Cross, ha fatto un plauso
anche a lei, che è Francesca Gauss, atleta polivalente che fa forte su strada e ha dimostrato quest'anno anche di fare un grandissimo Giro d'Italia. E un piccolo pensiero lo mando anche alla Teocchi, che abbiamo lasciata non a casa, ma è come se fosse qui con noi, perché 17 anni e già aver partecipato a 2 prove internazionali di Coppa del Mondo è importante per lei. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che ci hanno seguito anche per il Giro d'Italia del Cross. E lo vogliamo lanciare un messaggio per il ciclocross anche a questa stampa che un po' resti a pubblicare le cose, questi televisioni? Che prima o poi si accorgano che comunque il ciclocross esiste, è vero che non è una disciplina olimpica, però come dice sempre il nostro amico Gino Micheletto, è una grande famiglia e ci si sta bene, ma è una grande famiglia anche a livello mondiale, quindi venite a trovarci che vi divertirete come noi.